devi pensare nel futuro tra 1 o 2 anni, cosa succederà se tu questa cosa non la fai oggi, se questa decisione non la prendi oggi. Una volta che tu hai preso la decisione che in ehm, tale data e tale orario prenderai quel volo che andrà da Torino, da Roma, da Milano a Parigi, per esempio, perché vuoi fare questo viaggio a Parigi. Non puoi aspettare di sentirti bene prima di prenotare quel volo a Parigi. Lo prenoti e poi noterai che il tuo corpo ti dirà guarda che non lo puoi fare, guarda che arriverai 2 o 3 giorni prima del volo di Parigi, ti sentirai malissimo. Avrai quell'ansia, avrai quell'attacco e dirai: "Ecco vedi, lo sapevo, non potrò andarci". E lì saprai che in realtà è solo il tuo ego che sta praticamente gridando, ma tu non sei quell'ego. Quei sintomi sono riflessi di un ego, di una paura, e se tu in quel momento non ascolterai quell'ego, ma gli darai solo delle rassicurazioni intendo, inizi a respirare diversamente, magari lo inizi anche a prendere in giro c'era un commento magnifico che mi è arrivato qualche giorno fa, che dicevano: "Ma adesso io posso parlare ai miei sintomi in modo ironico, magari prendendoli in giro?" Assolutamente sì, ed è una cosa magnifica, perché noterai che quando gli parlerai in modo così, tipo gli dici: "Ma chi credi di essere?" No, perché tu pensi su di te. Tu dici a te: "Alessio, ma tu chi pensi di essere per parlare di queste cose?" E quindi ti arrivano le ansie, ti arrivano le palpitazioni, i dolori cronici, cervicalgia, mal di testa.